Ben ritrovati, un aggiornamento con il TG di 3B. La Giamaica sta per essere colpita da uno degli eventi più estremi che conosciamo nel nostro pianeta, ovvero l'uragano. Tra gli eventi più incredibili e, come notiamo anche dal satellite, che interessano dal punto di vista meteorologico la Terra. Stiamo vedendo proprio l'uragano Melissa, categoria 5, in queste ore ancora poco a largo della Giamaica, ma nelle prossime ore ci sarà landfall. Stiamo vedendo anche le immagini dell'aereo che ha attraversato l'occhio del ciclone, come dicevamo in Oceano Atlantico, ma nelle prossime ore sono attese piogge torrenziali anche superiori ai 700-800 mm sull'isola, ma non solo, venti oltre i 250 km/h e soprattutto le onde. Ci saranno delle mareggiate con onde alte fino a 4-5 metri. Stiamo vedendo proprio il movimento di Melissa che nelle prossime ore dall'Oceano Atlantico attraverserà tutta l'isola. L'occhio attraverserà più che altro la zona occidentale della Giamaica, ma le piogge torrenziali, come possiamo notare da questa cartina, investiranno tutta la parte a sud dell'isola. Stiamo parlando di accumuli che probabilmente saranno superiori anche ai 700-800 mm. Non solo, massima allerta anche per Cuba occidentale, Haiti per precipitazioni veramente ingenti, e poi l'uragano si muoverà verso l'arcipelago delle Bahamas. Anche qui alcun gruppo di isole vedrà precipitazioni abbondanti, venti sostenuti e mare tempestoso, appunto. Una situazione quindi di massima allerta nelle prossime ore, perché la Giamaica veramente verrà sconvolta da uno degli uragani più potenti degli ultimi anni o probabilmente della storia. Andiamo invece alla situazione in Italia, perché qui ovviamente il tempo è decisamente più stabile e tranquillo grazie alla presenza dell'alta pressione, ma un'alta pressione che domani verrà l'arrivo di correnti umide di libeccio e di ostro da sud ad accompagnare una perturbazione che attraverserà l'Italia tra mercoledì sera e giovedì. Ce lo fa vedere difatti la grafica. Ecco qui il fronte in arrivo giovedì con piogge sparse, ma lo zoom precipitazioni meglio ci fa vedere quello che succederà nelle prossime ore, con un mercoledì inizialmente variabile ma senza piogge che arriveranno comunque entro il pomeriggio a partire dal nord-ovest, Toscana, e poi in serata anche nord-est, tutto il centro e la Sardegna. Una perturbazione che poi giovedì interesserà ancora nord-est, regioni centrali e parte del sud, principalmente Sardegna e Sicilia. Ci saranno qui dei rovesci anche a sfondo temporalesco. Per quanto riguarda poi il finire di settimana, primo weekend di novembre, una nuova perturbazione arriverà, perturbazione atlantica, con il ritorno di piogge, specie domenica, soprattutto al centro-nord. Rimanete quindi aggiornati perché i prossimi giorni saranno piuttosto dinamici dal punto di vista meteo. Ci sono articoli dedicati sul nostro sito web oppure potete scaricare l'app gratuita. Buonasera dal TG. La comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago ha ricordato Giuseppe Pippo Rota a 10 anni dalla sua scomparsa, con una serata al Teatro Antonio Kozlovic di Umago. Tra parole, musica e immagini, amici e collaboratori hanno celebrato la sua vita e la sua carriera. Uomo elegante, rispettato e sempre pronto alla battuta, Pippo Rota resta un punto di riferimento per la comunità italiana del territorio. Giuseppe Rota, conosciuto da tutti come Pippo, è stata una figura di grande rilievo nella vita umaghese, nella regione istriana e nell'intera comunità nazionale italiana. Ha dedicato la vita a mantenere e affermare l'identità italiana in queste terre. Ha operato a tutto campo, come insegnante e direttore di scuola,
in politica, ai vertici dell'Unione Italiana e anche come autore, regista e attore di commedie dialettali in Istro-Veneto, brillanti rappresentate anche all'estero dalla filodrammatica della Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza di Umago, di cui è stato presidente e punto di riferimento. La serata Insieme per Pippo, un omaggio in parole, musica e immagini, ha ripercorso la sua vita attraverso le commedie scritte in Istro-Veneto, le letture dei suoi testi in italiano, le canzoni dei più piccoli e i ricordi di chi lo ha conosciuto da vicino. Io modestamente le ricorderò che dal 92, dopo l'improvvisa scomparsa del professor Borme, ho ricoperto la sua funzione a presidente dell'Unione Italiana fino al 2002, per lunghi 10 anni. Sono veramente anche entusiasta di quel lavoro perché ho conosciuto tante cose e ho cercato sempre di aiutare tutti. Di quasi 50 anni che noi siamo usciti, diciamo così, dal nostro guscio e abbiamo partecipato alla vita e ai destini dell'intera città, nel senso che era assurdo rinchiudersi tra le quattro pareti, e questo ci ha dato la possibilità non soprattutto di vivere e di continuare a lavorare, ma soprattutto anche di allargare le nostre attività e la presenza dei nostri cittadini, perché guardi, quando noi facciamo per esempio degli spettacoli assieme alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle varie sezioni della nostra comunità, il nostro teatro, che ha 500 posti, insomma, la gente rimane sempre in piedi. Quando sono venuto all'Unione Italiana 20 anni fa c'erano, diciamo, tante persone che mi hanno accolto in un modo istituzionale. Pippo è stato forse il primo ad accogliermi veramente, nonostante ovviamente facesse parte della giunta esecutiva, però in un modo molto umano. Dal primo momento che ci siamo conosciuti ho apprezzato Pippo non solo per, diciamo, il suo essere ex presidente, membro della giunta in quel momento e altro, ma proprio come persona. E penso che questo sia anche un insegnamento che ci ha lasciato Pippo, che nonostante le situazioni e anche nonostante, diciamo, la serietà dell'occasione, bisogna sempre rapportarsi con le persone con gentilezza. 10° anniversario. Ecco, è arrivato anche questo 10° anniversario purtroppo della scomparsa del nostro compianto Pippo Rota, Giuseppe Rota, il nostro professore, giornalista, amico di tutti, conosciutissimo. Noi abbiamo voluto questa sera ricordarlo con una serata speciale. E dopo quella dell'anno scorso, che è stato, diciamo, un preludio, no? I lavori sono andati avanti per un anno e questa sera l'abbiamo coronata con la filodrammatica adulti, con la filodrammatica bimbi, con i mini cantanti, con il coro, tutto della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago. La filodrammatica da lui fondata è stata il filo rosso dell'evento. Per Pippo rappresentava un luogo di svago, creatività, un rifugio dagli impegni quotidiani e un modo per trasmettere cultura e allegria. Da Pippo ho imparato tantissime cose, indubbiamente, ma forse la cosa più importante da Pippo è stata questa grande capacità di umanità, no? Di ascoltare le persone e di dargli una mano, di aiutarle. Questa capacità che aveva anche poi, anche nei momenti seri che lui sapeva affrontare in maniera molto responsabile, magari fare la battuta, la ridada, in qualche modo per sdrammatizzare, perché ieri effettivamente dobbiamo rendersi conto del 92, poi era scoppiata la guerra patriottica, abbiamo fatto dei viaggi in Dalmazia, sentimmo le cannonade abbastanza vicine dove a noi, passava veramente dei momenti molto così intensi, però sempre con questa grande capacità di coinvolgere, di dare, e senza magari chiedere niente in cambio. Maurizio Rota, figlio di Pippo, ha condiviso emozioni e ricordi personali, raccontando un padre impegnato nel sociale e nella comunità, capace di trasmettere rispetto, pazienza e dedizione. Tiene questa altalenanza di foto, commedie, dei ricordi e qualche lacrimuccia partita. Che ha funzionato, ma sono contenta. Sono e siamo veramente contenti perché è frutto del lavoro di tutto il gruppo. Sì, e se vedi, ecco. Se vedi. Innanzitutto non posso esimermi dal ringraziare tutti gli organizzatori per questa bella serata,
che mi giudico un grande regalo nei confronti del Pippo. Ma ti ringrazio. Lo dovete trasformare in una superstar stasera. Tasi che gli era, tuo papà gli era veramente, ma dimmi... Però non sarebbe sta contento, sa? No? No, perché lui era così estroverso con tutti. Sì. Valorizzava tutti, dava, diciamo così, coraggio a tutti, ma fondamentalmente era anche introverso. Se lui, Bruna, stasera sarebbe qua, sì, e diria a tutte queste persone in sala... che sono tante questa sera le persone in sala. Sì, tanti che vuol ben, vuol sempre ben. Lui vi diria, signori, adesso, ma non aveva nient'altro da fare stasera. E qualcosa di profondo e duraturo è rimasto. La comunità italiana di Umago è oggi viva e ben radicata grazie anche all'impegno e alla passione di Giuseppe Rotta. Non sapevamo come strutturare il programma, poi abbiamo deciso facciamo teatro nel teatro. E siccome Pippo era una persona solare, abbiamo detto niente operazioni nostalgia, ma facciamo così un viaggio emozionale nel tempo, un qualcosa che ci emozioni. Quindi una presentazione diciamo in teatro, una riunione dove noi ci si metteva d'accordo e man mano che ci si metteva d'accordo così i numeri si alternavano sul palcoscenico. Questa serata è stata molto di più di un semplice tributo. È stata la celebrazione di una vita dedicata agli altri, dalla passione per la lingua italiana e per il dialetto, all'amore per la cultura, alla capacità di unire le persone. Pippo Rotta resta una figura indimenticabile, la cui eredità continua a vivere attraverso le persone che lo hanno conosciuto e attraverso la comunità che ha contribuito a rafforzare. Da 18 anni consecutivi l'azienda Rockwool aiuta i giovani a raggiungere i loro obiettivi formativi e professionali attraverso il suo programma denominato Jeli plava boja vaše latice. È aperto il nuovo concorso per prestigiose borse di studio per studenti delle scuole superiori e universitari e oltre al supporto finanziario ai partecipanti viene data anche l'opportunità di tirocini, tutoraggio e possibili opportunità di lavoro. Da quasi 2 decenni il programma Jeli plava boja vaše latice di Rockwool viene riconosciuto dagli studenti come uno dei supporti per i giovani più apprezzati in Croazia. Il concorso per la nuova generazione di beneficiari di borse di studio è ora aperto. Siamo molto lieti che negli ultimi 18 anni abbiamo sviluppato e continuiamo a sviluppare questo indissolubile rapporto di fiducia. Infatti, noi crediamo in questi giovani. Loro sono il nostro futuro e con questa borsa di studio vogliamo premiarli per il lavoro fatto finora, ma anche incoraggiarli a proseguire nel loro percorso di successo. Le borse di studio per gli studenti universitari ammontano a 4.820 euro, mentre quelle per studenti delle scuole superiori a 1.750 euro, per l'intero anno scolastico o accademico. Oltre al supporto finanziario, Rockwool offre ai borsisti anche un tirocinio retribuito con tutoraggio incluso. In effetti, in questo modo li introduciamo al mondo commerciale. Acquisiranno esperienza lavorando in una grande azienda internazionale che opera secondo i più alti standard, il che li renderà sicuramente competitivi sul mercato un giorno quando avranno terminato gli studi e quando decideranno di entrare nel mondo del lavoro. Dall'inizio del programma, 143 studenti hanno ricevuto borse di studio e quest'anno sono state introdotte 2 importanti novità. È stato stanziato un budget aggiuntivo per altre 2 borse di studio per studenti delle scuole superiori ed è stata implementata una media dei voti ridotta per gli studenti di corsi professionali che desiderano entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Ciò non significa, tuttavia, che chi ha ottenuto ottimi voti non possa candidarsi al concorso. Al contrario, abbiamo un metodo molto sistematico e complesso per valutare tutti i candidati, in modo da assegnare sempre la borsa di studio a chi si classifica meglio. Ciò che vorrei sottolineare è che il voto medio per gli studenti è rimasto invariato ed è quindi ancora molto alto. Negli ultimi anni abbiamo notato la tendenza all'aumento delle candidature da parte di studenti che studiano all'estero, i cui moduli devono essere certificati da un istituto di istruzione superiore. Considerando che studiano all'estero, è logico che questi moduli siano in inglese. Quindi questa è un'altra novità che abbiamo introdotto. Ciò ha reso più semplice la presentazione delle candidature ai giovani che studiano all'estero. Il concorso è aperto fino al 3 novembre e le candidature vanno inviate esclusivamente via email.
Notizie flash. Un nostalgico caleidoscopio musicale tornerà a Fiume in occasione della giornata della città venerdì 1 novembre alle ore 18 presso la sede del sodalizio della Comunità degli Italiani di Fiume. L'evento vedrà l'esibizione del violista Francesco Squarcia insieme ad Alexander Valencic al pianoforte per una serata di musica e ricordi da vivere insieme. La Comunità degli Italiani di Capodistria organizza il torneo di 3-7 San Martino a Palazzo Gravisi che si terrà il 7 novembre alle ore 17. La quota di iscrizione è di 10 euro a coppia. Nuove sinergie tra formazione universitaria e sanità privata a Pola. L'Università Juraj Dobrila e l'ospedale specializzato medico hanno firmato un accordo di collaborazione che mira a migliorare la preparazione pratica degli studenti di medicina e delle professioni sanitarie. Un'intesa che guarda al futuro del sistema sanitario unendo teoria, ricerca e pratica clinica. A Pola si gettano le basi per un nuovo modello di formazione sanitaria. L'Università Juraj Dobrila e l'ospedale specializzato medico hanno firmato un accordo che punta a rafforzare il legame tra il mondo accademico e quello della sanità applicata. Un'intesa che si traduce in opportunità concrete per gli studenti, tirocini guidati da esperti, accesso a tecnologie avanzate, coinvolgimento in progetti di ricerca e, non da ultimo, un confronto diretto con la pratica clinica quotidiana. L'obiettivo è offrire agli studenti un ambiente dinamico e attuale dove possono apprendere non solo dai libri ma dall'esperienza diretta con i pazienti. La collaborazione con Medico consente di integrare l'insegnamento teorico con strumenti all'avanguardia e competenze cliniche che si sviluppano sul campo. Ci spiega il preside della facoltà di medicina, il dottor Dragan Trivanovic. L'Università Juraj Dobrila adotta un approccio ampio e strategico alla formazione delle figure sanitarie e scientifiche. Non parliamo soltanto di medici e infermieri, ma di tutti quei professionisti che un domani contribuiranno a offrire assistenza sanitaria e sviluppo scientifico, non solo in Istria, ma anche oltre i confini regionali. Tutto ciò che vogliamo costruire per il futuro deve essere previsto e pianificato, e la formazione rappresenta uno degli assi portanti di questo sviluppo. Con la firma dell'accordo, Medico diventa ufficialmente centro didattico dell'Ateneo. Gli studenti potranno svolgere il tirocinio presso la struttura privata all'interno di un percorso formativo supervisionato e in sinergia con il corpo docente universitario. Quello che possiamo offrire concretamente ai nostri studenti è la possibilità di osservare da vicino come è organizzata, come funziona l'erogazione dei servizi sanitari in una grande struttura privata come l'ospedale medico, punto di riferimento in questa regione. Il modello operativo è diverso rispetto a quello degli ospedali pubblici. Non ci sono gli stessi vincoli amministrativi e organizzativi, il che permette un approccio più flessibile e orientato alla qualità. L'obiettivo è offrire un livello di servizio superiore e i nostri studenti, futuri professionisti di queste realtà, devono essere pronti fin dal primo giorno ad affrontare il lavoro in modo efficace, garantendo prestazioni adeguate e ricevendo naturalmente una retribuzione che rispecchia una logica diversa rispetto a quella del settore pubblico. L'accordo prevede lo scambio di docenti, l'organizzazione di convegni e attività scientifiche, la partecipazione a programmi educativi avanzati e nel lungo periodo la possibilità di istituire corsi di laurea congiunti. Possiamo guardare al futuro non solo in termini di singoli progetti, ma anche immaginando interi programmi di studio condivisi. Oggi uno dei principi fondamentali dell'educazione è saper riconoscere le esigenze del mercato con una visione proiettata sui prossimi 5 o 10 anni. Sappiamo bene che in quasi tutte le strutture sanitarie manca personale qualificato e anche se in Croazia ci sono ancora molte incertezze su come evolverà il sistema sanitario, una cosa è chiara: anche le strutture private avranno sempre più bisogno di personale preparato e immediatamente operativo. Ecco perché questa collaborazione è un'occasione preziosa. Partire insieme fin dall'inizio con programmi formativi congiunti significa creare basi solide per il futuro. I medici, gli infermieri e i tecnici che stiamo formando oggi saranno pronti ad affrontare tutte le sfide del settore nei prossimi 5 o 10 anni. Un passo deciso verso un sistema educativo più connesso alla realtà del lavoro, dove le aule si aprono agli ospedali e la scienza si intreccia con la pratica. La Mula de Parenzo nella sua città non è solo il motivetto che il mondo conosce. In città e dintorni il progetto si evolve soprattutto con l'apertura del centro visitatori intitolato alla Mula e da qualche anno a questa parte, nei mesi estivi, si propone anche un originale percorso storico-culturale e tradizionale alla riscoperta del centro storico. Una visita interpretativa intitolata alla Mula Parentina che anche quest'anno ha riscosso un grande successo di pubblico.
Ispirati alla nota popolare canzone della Mula de Parenzo, un pollino ufficioso della città, noto un po' ovunque ed in particolare lungo le coste adriatiche, nelle sue varie interpretazioni anche linguistiche, il Museo del Territorio Parentino, con la sua coordinatrice del centro visitatori La Mula de Parenzo, professor Sabina Damiani, in collaborazione con l'ente turistico cittadino, propongono da qualche anno la passeggiata interpretativa La Mula de Parenzo Tours. Un'interpretazione particolare nel prefiggersi una visita storica nell'Istmo antico cittadino, concentrandosi nel periodo a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, dunque ai tempi della nascita del motivo, con elementi teatrali, musicali e visita guidata in varie lingue, aggiungendo personaggi ed eventi storici, intellettuali, nobili, popolani, veramente esistiti, onde far rivivere e capire meglio e da vicino ai fruitori ciò che ha formato l'identità cittadina. Negli anni precedenti ci si è avvalsi del contributo del Teatr Narancia di Pola, mentre quest'anno un gruppo di parentini ne ha proposto uno nuovo, nato naturalmente nei calmi mesi invernali, ed ora a stagione estiva ultimata si può assurgere che il nuovo progetto non ha solo giustificato, ma ha anche arricchito, abbellito, rafforzato l'originale progetto ed ha accattivato decisamente un interesse maggiore sia tra gli ospiti che nei concittadini, che soddisfatti ritornavano a passeggiare, imparare e divertirsi in centro città a più riprese durante l'estate. A stagione ultimata ce lo conferma anche la professoressa Sabina Damiani. Durante tutta la stagione estiva, da giugno a settembre, a fine settembre, abbiamo organizzato, con il supporto dell'ente turistico di Parenzo, una passeggiata interpretativa dedicata alla storia della città, dove quest'anno, a differenza delle scorse edizioni, i partecipanti, insomma le guide, erano i nostri concittadini che hanno assunto dei ruoli di personaggi che sono realmente esistiti nella storia della città. Quindi abbiamo potuto incontrare il parroco De Peris, che è stato importante per gli scavi della Basilica Eufrasiana. Abbiamo incontrato l'avvocato Amoroso, Andrea Amoroso, che è stato anche il primo direttore del primo museo di Parenzo, il primo museo in Istria, e poi vari altri personaggi come il pescatore, la Mula de Parenzo, eccetera, con una storia dove hanno praticamente condotto i visitatori in vari punti della città, spiegando con degli sketch la storia di ogni punto, e ovviamente finiva qui nel centro interpretazione, dove potevano conoscere un po' più della canzone, della storia. Hanno partecipato quest'anno Valentina Ostojić, Anna Marija Lovrecić, Bojan Horvat, Igor Ostojić, Snježana Lehman e Goran Prodan in qualità di guide, mentre il testo è stato scritto da Gaetano Bencic e da poi Goran Prodan e Snježana Lehman, che hanno lavorato poi alle varie varianti. E quindi è stato un bel progetto, molto visitato sia dai visitatori, insomma dagli turisti, sia dai nostri concittadini, in 9 edizioni, quindi 9 tour, più quella che abbiamo poi organizzato extra per la giornata della Mula di Parenzo. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.
was last. I wanna rewind. Isn't it obvious how we're gonna make this right? 'Cause we had that love, we had that poison. Commercio, la Cina guarda al sud-est asiatico per proporsi come alternativa alle politiche protezionistiche di Washington. Un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce la Turchia occidentale, 3 edifici crollati e decine di feriti. In Giamaica arriva Melissa, la tempesta più forte al mondo di quest'anno, venti oltre i 280 km/h e piogge intense. La Cina ha firmato una versione ampliata di accordo di libero scambio con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, nota come ASEAN. L'obiettivo è quello di proporsi come alternativa alle politiche protezionistiche del presidente statunitense Donald Trump. Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato dopo l'incontro che l'incremento del commercio con il suo paese potrebbe aiutare a superare l'instabilità economica globale. L'intesa, firmata da Qiang e dal primo ministro malese Anwar Ibrahim, è arrivata nell'ultimo giorno del vertice annuale che quest'anno si è tenuto a Kuala Lumpur. L'idea è quella di fornire un clima commerciale ed economico più stabile ai paesi asiatici dell'alleanza che sono stati scossi dai dazi globali di Trump. L'accordo mira a rendere più accessibili i benefici commerciali, a migliorare l'ingresso sul mercato dei piccoli operatori, a snellire le procedure non tariffarie e a ridurre le barriere normative. La misura arriva mentre Washington e Pechino continuano a scontrarsi su quello che Trump ha definito un rapporto commerciale iniquo che favorisce la Cina. Le due nazioni hanno minacciato di imporre tariffe esorbitanti superiori al 200% sulle importazioni reciproche, una mossa che, se attuata, farà tremare i mercati globali. È una stretta di mano molto forte. Con queste parole il presidente americano Donald Trump si rivolge alla premier giapponese neoeletta Takaichi, consueto modo informale per sottolineare sia la solida presa sia la tenuta dell'alleanza tra Tokyo e Washington. Siamo alleati di alto livello, ha rimarcato Trump durante la visita, che è stata la cornice del nuovo accordo commerciale bilaterale. We very much appreciate the trade. We're going to do tremendous trade together, I think more than ever before. We're just signing a new deal, and it's a very fair deal, and we look forward to welcoming Japan into the United States and a continuation, and it's something that everybody is very, very excited about. United States. Nel loro primo incontro da quando Takaichi ha assunto l'incarico la scorsa settimana, la premier giapponese ha avuto solo parole di elogio per il presidente degli Stati Uniti, che ha salutato per i suoi sforzi di pace e per le relazioni amichevoli che condivideva con il suo mentore, l'ex primo ministro Shinzo Abe. 実は安倍総理からはよくトランプ大統領のダイナミックな外交について話を聞いていました。タイとカンボジアの停戦に成功し、トランプ大統領はまずアジアの平和に貢献をされました。それから先般の中東における合意の実現もですね、これがかつてない歴史的偉業です。これだけの短期間に世界がより平和になりました。でこの世界の平和と安定のトランプ大統領の揺るぎないコミットを高く評価します。私自身も強い感銘を受けました。Il nuovo accordo tra Stati Uniti e Giappone ha anche stabilito un quadro di riferimento per garantire la fornitura di minerali essenziali per lo sviluppo di tecnologie avanzate per gli Stati Uniti. Trump si recherà poi in Corea del Sud, ultima tappa del suo tour, dove incontrerà il presidente Lee Jae-myung. Attesi colloqui commerciali con il suo omologo cinese Xi Jinping. Un potente terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Turchia occidentale, causando il crollo di 3 edifici che al momento dell'incidente erano disabitati. Le strutture erano già state danneggiate da un precedente terremoto. Non sono state confermate vittime immediate, ma sarebbero rimaste ferite oltre 20 persone cadute nella notte in preda al panico. Sono oltre 400 le scosse di assestamento verificatesi a seguito del sisma con epicentro Sindirji.
Le scosse sono state avvertite anche a Istanbul e Smirne. Sindirji era già stata colpita ad agosto da un terremoto sempre della stessa magnitudo che aveva provocato un morto e decine di feriti. La Turchia si trova su importanti linee di faglia, il che la rende una delle regioni più sismicamente attive al mondo. L'uragano di categoria 5 Melissa si sta dirigendo verso la Giamaica con venti che possono raggiungere i 282 km/h. Alcune persone hanno già trascorso la notte nei rifugi. Dopo il suo arrivo martedì, Melissa potrebbe indebolirsi fino a retrocedere alla categoria 4, ma la differenza sarà minima, non cambierà di molto il livello dei danni subiti. Il National Hurricane Center ha previsto che nei prossimi 4 giorni in alcune zone della Giamaica potrebbero cadere fino a 100 cm di pioggia. La tempesta dovrebbe colpire anche Cuba e portare forte maltempo in altre zone dei Caraibi, tra cui le Bahamas e le isole Turks and Caicos. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che sono stati predisposti aiuti per Giamaica, Cuba e Haiti. Melissa è l'uragano più forte a colpire la Giamaica dall'inizio delle registrazioni nel 1851. A un anno di distanza dalle alluvioni che hanno devastato Valencia e altre parti della Spagna, le vittime continuano a portare il peso della mancanza dei loro cari, ma anche di un silenzio istituzionale che tiene aperte le ferite e lascia la verità sotto le macerie. Sigo estando destrozada, rota, sin poderlos velar como correspondería. La mayoría de las familiares de víctimas no hemos podido todavía hacer el duelo porque no ha habido un perdón, no ha habido verdad. ¿Cómo olvidar el 29 de octubre si fue un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, de muerte? Finalmente de oscuridad y silencio institucional, porque al día siguiente, cuando vimos la magnitud de la tragedia, vimos todo lo que se había llevado el agua, lo que había arrasado, y revivir otra vez todo cada vez que llueve, cada vez que suena una gota en nuestros tejados, estamos nerviosos, estamos descolocados, frustrados. Y es el miedo que nos ha quedado a toda la sociedad en general. Todo el reconocimiento que no tuvimos en España lo tuvimos en Bruselas. Allí no dan crédito que una persona así se mantenga en el poder. Incluso en el resto de comunidades no entienden cómo una persona puede mantenerse en ese estado. Y bueno, el tiempo dirá a ver si la justicia nos da la razón y tenemos ahí un apoyo. Solo entonces podremos tener duelo a nuestros fallecidos. Lo Stato di diritto è peggiorato in oltre 2/3 dei paesi dell'Unione Europea nel 2025, secondo l'indice dello Stato di diritto pubblicato martedì da World Justice Project. Lo Stato di diritto può essere definito come un sistema duraturo di leggi, istituzioni, norme e impegno della comunità che garantisce 4 principi universali: responsabilità, legge giusta, governo aperto e giustizia accessibile e imparziale. Tra i 27 Stati membri la Bulgaria e l'Ungheria sono quelli con i punteggi più bassi. All'estremo opposto 8 paesi si posizionano tra i primi 10 a livello globale, con la Danimarca che mantiene la prima posizione a livello mondiale. Nel 2025 la Slovacchia e l'Ungheria hanno registrato i cali più marcati. All 8 of the factors are declining for Hungary, so it really ranges from declines in constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, civil justice, criminal justice, regulatory enforcement and order and security. Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Irlanda e Polonia. The global trend that we're seeing is declines in constraints on government powers, fundamental rights and open government. Ireland and Poland are both showing improvements in all of those factors. Il declino dello Stato di diritto si osserva in tutto il mondo e non solo in Europa. Anche i sistemi giudiziari della maggior parte dei paesi stanno subendo una maggiore interferenza politica.
La Lituania valuta di chiudere a tempo indeterminato il confine con la Bielorussia. Lo ha annunciato la premier Inga Ruginiene lunedì, dopo i forti disagi che hanno coinvolto numerosi voli all'aeroporto di Vilnius a causa dei ripetuti avvistamenti di palloni aerostatici nello spazio aereo lituano. I palloni provenienti dalla Bielorussia e utilizzati per il contrabbando di sigarette hanno causato cancellazioni, deviazioni e ritardi nel weekend, spingendo la Guardia di Frontiera a chiudere il confine per 24 ore. Restrizioni prorogate fino a mercoledì, quando il governo deciderà se prolungarle a tempo indeterminato. Trečiadienį bus vyriausybės posėdis, tai jau dabar pasiruošę esame sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija. Ir su tik tam tikrom išimtim, tai reiškia, kad diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir ES piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus. Interrogata sulla questione, la Commissione europea ha detto di essere in contatto con le autorità. In this case, as in all of the previous cases of drones, for example, there have been several across the EU and EU airports. We are in close contact with the national authorities in this case, as well as EASA. Ruginiene ha definito le incursioni come attacchi ibridi e ha ventilato la possibilità che il paese invochi l'articolo 4 della NATO. Il movimento di estrema destra del presidente dell'Argentina Javier Milei ha vinto le elezioni di metà mandato di domenica 26 ottobre, dopo una campagna elettorale segnata dalla promessa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fornire un sostegno da 40 miliardi di dollari per la nazione sudamericana, subordinato proprio alla vittoria del partito al governo, la Libertad Avanza. Milei ha ottenuto oltre il 40% dei voti, incrementando i seggi sia alla Camera che al Senato. Per il presidente si tratta di una vittoria fondamentale ottenuta grazie alle buone performance in alcune aree chiave del paese e al contempo di un risultato sorprendente, poiché nessuno aveva ipotizzato un distacco così ampio rispetto alle forze di opposizione peroniste. An AI video is circulated showing Western leaders making shock revelations. Social media users are sharing a video that seemingly shows European Commission President Ursula von der Leyen, France's former President Nicolas Sarkozy, and other Western leaders admitting to damning allegations that dogged their time in power. The video is often shared with identical captions asking, "Do you ever wish Western leaders would be a bit more honest?" suggesting a disinformation campaign. Let's take a listen. Did I help bomb Libya and kill Gaddafi to bury proof that it bankrolled my presidential campaign? Did I promote COVID jabs because I set up a 35 billion euro cash injection through a secret deal with Pfizer? Although the voices sound fairly accurate, in reality the video has been AI generated, which we can tell by the leaders' uncanny features and their stilted speech. It was produced by Russian state-controlled news network Russia Today, as shown by the outlet's logo in the top right corner of the video, and the outro, which celebrates its 20th anniversary. And RT does provide a disclaimer at the end of the video explaining that it's AI-generated parody content. Nonetheless, RT was banned in the EU, the UK and other countries after Moscow launched its full-scale invasion of Ukraine in February 2022 in an effort to combat disinformation. The topics that the AI-generated leaders discuss in the video are controversial issues from their time in office. For example, the image of Sarkozy questions the unsubstantiated claim he helped to bomb Libya and kill Muammar Gaddafi to bury proof that he funded his election campaign. The former French president was imprisoned last week for criminal conspiracy linked to a scheme to obtain Libyan financing during his 2007 campaign. He's appealing against his conviction. Un aereo da safari con a bordo turisti europei è precipitato martedì mattina nella regione costiera di Kwale, in Kenya. Tutti gli 11 occupanti hanno perso la vita nello schianto. Tra loro 8 cittadini ungheresi, 2 tedeschi e il pilota keniota, che sembra non aver avvertito la torre di controllo al momento del decollo. Il volo della Mombasa Air Safari era in rotta verso la riserva nazionale Masai Mara, quando è precipitato in una zona collinare e boscosa a circa 40 km dalla pista di atterraggio di Diani, nel sud-est del paese.
Le autorità keniote stanno indagando sulle cause dell'incidente. Si valuta quella del maltempo. Nelle prime ore del mattino, infatti, nella zona erano in corso forti piogge. L'aereo, un Cessna Caravan, dopo l'impatto ha preso fuoco lasciando un rottame carbonizzato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato e di aver poi trovato sul luogo dell'incidente resti umani irriconoscibili. Someday you'll rise, come into a field of view, be visible to a few. Oh, Mandy Bieleint, tutto bene? Oh, uè, ho vinto un ospite per le piccole rubriche di Pirulis par Furlan. Provate a indovinare qui che possedi? Eccolo! Mandi Mauro. Maman. Oh, ti ho mostrato prima di tutto. Benon, dot pulit. Oro. L'aiar da Barcolane ti hai fatto bene. Certo, e l'iodio, no? Triestena No, l'ha fatta il suo piede. Benon. Oh, Biele- continui bene. Siamo te là. Biele manifestazione, mi è piaciuto nevore, tantissime gente, biel, tutti stand, la musica da pardot. Mi ha dispiaciuto che stanno la barca dal Prosec e ieri vado a non mettiarci rispetto a Jens prime. O speri che con le prossime edizioni o potete inviare manco un canotto da Ramandul per contrastare. Io ho fatto un equipaggio di Ramandul allora. Mini Ramandul. Pensa che allora, lei dice che su parla a gli sport tipici proprio te di Ramandul che è il di là in Barcavelle, no? Esatto. Beh, un tech di Cimulu Clamino là di canoeing, che robe che tutti in birthdays fai Poi flux, no? Bello. Ascolta, che ti domandi una roba, no? Allora, ho visto carat Lita Barcolane un po' di tutto, ho visto carat anche da lingue, ho visto carat da musiche. Pure domande così a Brusepel, ma troppesa l'importante il Furlan pa musiche neste, ma anche pa musiche italiane proprio. Ma è fondamentale dagli anni fino agli 80 e pre agli 90 è stata di vitale importanza proprio per la diffusione delle lingue furlane, è stato proprio il cuore, potremmo dire quasi delle politiche linguistiche della nostra regione, con gli uffici che in che volte erano une ore prima della Costituzione dall'Arlef. Per la musica italiana anche, è un'evore importante, un'evore preseata, dal movimento rap e dal movimento reggae è una lunga tradizione che viene fuori anche in modo al periodo dei Spossis, no? Dove che la gran parte dei rappadors e dopravi la propria lingua o vengono a stare il proprio dialetto e quindi su che fonde di che tradizione è anche mo un'evore di pubblico e un'evore di attenzione. È un disegno a livello nazionale, forse tra i grandi media, un tech calade, so pensare anche
alla questione sanremese, o pensi calade l'attenzione sugli slanghis dal nord, ecco, perché gli slanghis dal sud hanno sempre una maniera di entrare, che se di X Factor, che se di una grossa trasmissione, che se di fa il giudice, che se di fa il concorrente, dicono che hanno un lavoro di sburta ai media nazionali. Gli slanghis dal nord invece sono anche misteriosi, però mi conforta di un Gerry Scotti che riconosca in lingua non un dialetto alla ruede de fortune, con le nostre mitiche veline di origini afrofurlanis. E dunque sono contento in generale che l'attenzione locale, si ben che a livello di potenza si di un po' calate, ma la curiosità della nostra lingua mi vende pensare anche tanto mistero, anche al ruolo che l'ha avuto Pizzul, ad esempio, no? Che l'anchimo famoso, No? che telecronache, di anche che volte l'accostamento con sa. E dunque la musica è importantissima, perché la lingua è già musica di la nostra fevelade che ha le inflessioni, i suoni, è già al cuore delle nostre antiche musiche, è stata importantissima la lingua furlana e dunque i suoi accenti e dunque la musicalità della lingua furlana per la liturgia, non solo dell'Iglesia aquileiese, che ha appunto un'Iglesia importante in che epoche, ma anche per musicalità che questa Iglesia Maria ha dato al rito romanco, conoscendo che in parte un teco chiantucen a messe. Dunque, poi là in Daur, fenta ai primi secoli dopo Cristo, con la musica clamelle sacre d'Iglesia e quindi con la musica dopo popolare che è la villotte. Queste robe è un evore amalgamate, va e ven che dialic fra il popolo e l'aspetto religioso, perché in che epoca lei non era il teatro, no? Noi spettacoli, l'unico spettacolo era la messa e quindi la gente si divertiva un po' a fare la cover, no? Un po' come che faceva Leone di Lernia o che il Friuli al face Ricky Malva o Tony Merlot, ecco. E quindi anche in che volte la gente chiappava un po' qualcuno che si smelodis di messe facendo la versione popolare, ma anche il modo contrario, cioè la Glese aveva bisogno di melodie e quindi si ispirava ai poeti, agli musicis che erano talaiari intelligenti. Quindi questo scambio, secondo me, ha fatto in modo che si crei una musicalità furlane di cui il cuore sono proprio gli svilottis che sono stati riscoperti dal Vocen sotto forme di coro, sotto forme di nuove composizioni, appunto Giardini e tanti altri autori preseati. Invece dai miei anni, quindi sugli anni 90 fino agli anni 2000, è stata la riscoperta di fare in Furlan la musica nuova, quindi la nuove musiche furlane sotto le principali etichette musiche furlane forte che si può avere su onde furlane, ma non come queste realtà ma anche altri aveva in tal cur di Fabiodi che il furlan alle cool, no? Alle figo come l'inglese e che al suono anche compagni non che in furlan cool vuol dire tutte altre robe. Esatto. Infatti dici Luca le call con esatto. Le improprie specifiche. E dunque questo è stato può pensare male, no? E poi dico ben più cool che sentimento, no? Cool inglese, però non state a pensare male inglese. E dunque, in che epoca lei la viva rosità, negli anni 90, era che di dimostrare che il furlan è lingua universale, postata al punk, al rock, le musiche pop, le musiche folk, le musiche rap, le musiche reggae, le musiche elettroniche, da pardot veramente. Come è un po' di riscoviarte dai vecchi panorami di sviluppi, se le anche qualche fantacenca, fa qualche tesi al conservatori, quindi e va in avanti dicono queste conoscenze che è sempre plattate, sempre misteriose, secondo come pensi io, perché non furlan so ven pore fisiche, no? Per le dominazioni che abbiamo avuto, osten un tec sul velu non ven tante volte sconsortà, e dunque anche il bal
ha un po' di timidezza salta fuori, e dunque una musica come la Villotte che iele ha al bal e pare un po' che la de così da urta i temps di non sei presente se no te revocazioni folk, e dunque non rivenga via di furlans che inventino una Villotte nuove o che si danno al bal magari con la musica furlana che va sempre più svelte per farti favore di ballare sempre con più night. Tutte queste robe che non esistono a livello di società libere, esiste a livello di ricerche, esiste a livello di rievocazioni folcloristiche. Questo mi dispiace, perché Ponte al sparesso un tocco di vivi dal popolo, no praticante la nostre musiche. E dunque o sproni, non si può dire sproni per furlan o sburti, i furlan si ascolte a ascoltare come pren aspiet la musica per furlan, doprante playlist su Spotify, qualsiasi forma di Wikipedia o di Google che sotman, e di scuviarsi intanto doce che è stato fatto in lingue furlane, che sono tantissimi gruppi, da potendo tornare da ora a Beppino Lodolo, che è stato importantissimo per la biele voce, i fogolars furlans. Subito dopo un altro furlan famoso è Dario Zampa, secondo me, che ha sostituito il ruolo di Beppino Lodolo, e dopo dall'epoca di Dario Zampa o stabai sempre di musica una vore preseade o lenta dai fenomeni di Wedula, che secondo me è il mio ruolo anche di rapper al tembot su che linee. Ecco, però intorno a tutti questi robi so vendo i altri generi e ho vengo importanza anche ai messaggi cantautorali, sia dall'inizio delle storie delle musiche furlane, che sono state un tec platasma che volte era anche muovere fredde, era anche la politica di Miez, no? Però ho veramente di dotto, ho per sé un livello paragonabile al di Andrei in Italia, tra le nostre lingue. Ad esempio, qui Popolare Ensemble, Giorgio Ferrigo. Dunque, non poteva lamentarsi di nuovo. Ven anche avuto importanti fenomeni in passato sul punk, ma anche dal monte di Cumò, ad esempio. Però negli anni 90, ad esempio, io penso agli Inzirli, con Capitanas di Max Mauro, che è un giornalista, e hanno fatto anche loro i giri di tutta Italia dal loro settore. Subito dopo disento un altro tocco di società, ma sempre in gli anni 90, non potendo smentirsi dai Mitili, FLK, che anche loro hanno nasato della fue di musiche antiche e le hanno portate ad alti livelli in italiano. Jarbe Garbe anche, non stiamo smentirsi, Kosovni Otpaki, che mi sedavano anche la musica un po' più di lingue slovene, e tanti altri nomi, anche i miei colleghi, ad esempio Karnikets, e dunque come in altre regioni ovvero anche la scuola di lingue furlane dal genere che ha anche altre generazioni, appunto talmente il mio vecchio gruppo di La Caposse, me, come DJ Tubet, appunto i Karnikats, è stata un'altra generazione, Dorodiat, che viene fuori dai Karnikats, ma anche altri fantasmi che hanno fatto manco qualche chiantoso o qualche freestyling rap, mi viene dal Chiaf Riu e mi viene dal Chiaf Emil, e dunque come che può desviare non vengono mai niente di invidiare che queste altre regioni e a queste altre scene che sono europee o che sono mondiali. Dunque questo proprio per darsi un po' di curiosità su come non so lato al dettaglio naturalmente, ma ascoltate, lei di dote, sono dei dischi che sono a livello di Manu Chao, ad esempio. Per ogni genere venga manco un disco per furlan che tu puoi dare di, ma è all'inglese? Faccio che la musica è para al livello dei dischi inglesi, ecco, così in ogni ambito, dall'ambito più sperimentale elettronico, rumoristico, all'ambito di ricerche, all'ambito di riproponi, anche musiche rinascimentali o di Miez, o vendidotto. Per non smentirsi anche dal jazz, ad esempio con Glauco Venier, cioè
O pensi che ogni artista in Friuli, vedi, prova a fare queste sue lingue. E no, dome lingue furlane. E anche la lingua slovena che ha la propria musica, la musica eresiane, diventa il chiaf, anche musiche partodesche, fatte che in Friuli. Dunque non lo smantiene. E anche naturalmente musiche parvenite. Non stiamo a smentearsi al Festival di Musiche Gradese e anche al Festival di Musiche Triestine, che a lei come mi pare il periodo che vesti di là. Sì. Ma vi ho tenuto un bagaglio culturale enorme che lei però non lo conosce, non lo sa. E ho vinto di tirarlo fuori, ho vinto di farlo conoscere, perché vi un cantautorato furlan così ampio, così grande, e magari lei te conosce, come che i quattro, io sparvissi in tu disi così, ma no, magari che non io vedessi in tu. Io tirai fuori, io fai conosci e le inte ha di ascoltare, visto che piardi in oris da dai zugur sul telefono, che facendo una roba serie, che vedi su Spotify, come che tu dicevi tu, vai a tirare le musiche furlane, che è tan biele, ascoltaile, perché fa spar tutte da identità furlane, tutte così non. Noi dome ballon, squadre di calcio, squadre di pallacanestro, cioè, le furlanità, tal comprende anche chi, anche le musiche, le culture musicali, che come che tu dicevi tu, proprio arriva di tantissimi anni fa. Quindi invece ha une culture e une radrie tan profonde. E quindi io che e si redi di approfondire questo tema, non che si perde di tante monadis. Quindi chissà sarà il nostro intent che il deriva a parte le musiche furlane proprio in casa di tutti quanti e soprattutto magari anche a Osteris o ai locali che le inte sintetiche, robe salì, no, che sintetiche i pagliazzos con tutto il rispetto, però sono pagliazzos di che personaggi che proprio non stanno in cielo né in terra, come che si dice, no? Giusto. E dopo tu hai tanti robi giustis, a la musica furlane, quanche una roba è talmente furlane, talmente ancestrale, talmente popolare, talmente identitaria, e plassa d'occhi. Pensiamo ad esempio a Stiarazzule e Marazzule, che anche Branduardi la rifate, e dolci gross furlans, e le anzi, mi tu de dentri, anche io le mi tu de dentri, qualche chiantose. Pensiamo ad esempio anche alla furlana, che è un bal tipico, una musica furlane, che veniva ballate all'epoca di Re Sole, che è il re francese, che è finito un tecmal sul ciocla, in che epoca lei. E dunque, che sono due macros esempi di troppo che la musica furlane e plas a Torpalmonte e è plasude anche in epoche passate, arrivante a altissimi compositori, appunto, da Mozart alla corte di Chester Luigi. Dunque, non vendi vergognarsi di ce cos'è, tanti svolti si ho visto che sta spiet quasi provinciale, per nostri provinciali si da quintri alla nostra musica, ma tu io ne robe per furlan, ma se allora la vai al visto che il chiante per furlan, o ven sempre che sta tax, e o sei no responsabile, il 90% di questi tax, e questa è una roba che ha di sé proprio te tirate fuori, no? Dal terreno, come la surghieta, chiams di blave, no? Postà Esatto. C'è che tu dicevi dai locali, dai ristoranti, appunto, c'è che manchi queste coscienze, queste libertà di esprimersi, ma anche la intuizione di dire, ma hai un'osteria tipicamente furlane, magari col fogola rotto, col menù come per furlan, col comitato osteris, con tutti i Christmas di furlanità, però te radio o hai paura di ascoltare un emittente o una televisione che potete propormi altro che a manco lì in piccole parti, che queste programmazioni o hai paura di mettere nelle playlist, perché hai paura che vengono in osteria o al ristorante mi schiampi perché noi plus la musica. Io credo che ne sono furlan, ne sono forest, ascolti la musica e tu un'osteria, perché gli è bassa. Se no altri poi sei curioso, perché può domandare lo stir, scusa, ma c'è lenghe ise, ma c'è musica ise che non è mai sentito. Quindi alle dome un prono, alle mai un quintri, a vecchio radio di fa questi scelti.
Per il resto, al manchi è tutto un lavoro, secondo me, di popol, a tora, le nostre musiche, a cominciare dai grandi events di cui non vengono mai accesso, sono, non che il cui si c'è, perché in piccole regioni, però in vedono un lavoro di artisti internazionali, pardot, ma i furlans non io mettengo mai prime, o donne, o in bande, o una 3D, non gli mai spazi. Figurati che parlanghe furlane, proprio te, o vengono anche mo poi pure. Per me è una robe scandalose che mi vedono, ad esempio, che cari personalmente, mi vedono chiamata alla capitale de culture in Olanda tal mi par 2018 proprio te facevo chianti per Furlan e te capitale di Gorizia che vesti di contemplare la furlanità visto che Gorizia è area storicamente furlane Esatto. e non si è di stato neanche pensato se non interveniva disegno qualche teatro per Furlan la lingua furlane neanche non si pensava in dimettere e questa è proprio te l'andazzo che vengono Furlans di dà per scontarsi come in donne, ma deve porre politicamente, i politici che si espongono un po' di PR dell'elettorato, gli organizzatori un po' che mi dice robe ise, e dotti un po', ma se non poden sempre sei contenti dal di fuori, o varesi in gosti sei contenti anche che la nostra gente se di un te poi graurose di no, ecco. Sì, e manca le consapevolezze da int, no? E non si rincontra dal ben che vinca. Comunque, o tornarin anche mo a cercare di che rubechi, più in avanti sicuramente, con te Mauro. E noi, per il momento non faccio sera, noi, si udì in presto e si presta. Esatto, allora mandi e forza Friul! Sempre forza! Maman! Maman! Quindi, dove andiamo in vacanza? Aria di montagna. Mare, mare, mare. Arte? Raga, un po' di divertimento? Passeggiate nel verde, buon vino. Io guido, io decido, montagna. Cultura. Divertimento? Mare. Silenzio. Ho la soluzione. Friuli, Venezia, Giulia. Alla fine decide sempre lei. Meno male. Mandi e benvenuti a Tacons. Ciao, benvenuti a Tacons, supposte di vero friulano. Oggi impareremo a salutare. Per dire ciao, come stai? In friulano si dice cemut le bighe. Cemut le bighe. Cemut le bighe. Per dire abbastanza bene, grazie, in friulano si dice chiale ma flappe. Chialde ma flappe, chialde ma flappe. Buongiorno, in friulano si dice c'è bevi tu, c'è bevi tu, c'è bevi tu. Buonanotte, in friulano si dice non va mica rilasciarsi come chiangs. Come chiangs, non va mica rilasciarsi come chiangs. Conosci nuove persone, usa il friulano. Am raccomandi? Furlans, furlanes, sveaisi! La nostra cucina è sotto attacco, la nostra cultura è sotto attacco. Dietisti e salutisti hanno dichiarato guerra alla quince. Noi puiamo sain spogner gel. Nia pui frices! E io, con Gefasio... 1.750 euro. Seguono da vicino gli svedesi, gli austriaci, i finlandesi e i francesi. Al polo opposto i lituani, gli ungheresi e gli sloveni spendono meno.
Per quanto riguarda cibo e bevande, i ciprioti sono in testa con una media di 320 euro spesi in ristoranti e caffè, seguiti da estoni, finlandesi e greci. Insieme ai lituani, agli sloveni e agli ungheresi, i francesi sono i meno propensi a spendere per la cucina locale quando viaggiano. È interessante notare che i francesi sono anche tra i meno propensi a viaggiare all'estero. Solo il 9% dei loro viaggi all'interno dell'Unione avviene al di fuori del loro paese. Lo stesso vale per i rumeni. E ancora più patriottici, gli spagnoli, con solo l'8% dei loro viaggi all'interno dell'Unione Europea trascorsi all'estero. Tutte queste zattere negli estuari della Galizia vengono usate per l'allevamento di molluschi. Per gli studenti dell'IGAFA, uno dei principali istituti spagnoli del settore, queste acque sono un'aula a cielo aperto dove acquisire le competenze che saranno richieste dal loro futuro lavoro. These students are training for careers in aquaculture, part of what's known as Europe's blue economy, all the sea-based sectors working towards sustainable growth. It's supported by national and European policies, but its success depends on data collected daily all along Europe's coastlines. L'acquacoltura è uno dei settori chiave delle economie costiere europee e offre lavoro a decine di migliaia di persone, soprattutto in Spagna, Francia, Grecia e Italia. Il settore richiede specialisti qualificati pronti a operare in mare, in laboratorio e in ufficio. Sto apprendendo a